Buonasera a tutti, un pre-partita eccellente, è venuto a trovarci il direttore sportivo del Breganze, Ugo Barbieri, e quindi partita molto sentita, molto calda. E come vi siete preparati all'incontro? La partita è molto sentita, è vero, però sappiamo bene che per quanto l'impegno sarà sicuramente il massimo, il nostro risultato dipenderà anche da quello che accade negli altri campi, Molto purtroppo, vero, molto purtroppo. vero. Il Tiene da questo punto di vista è sicuramente avvantaggiato e quindi avrà un atteggiamento psicologico quantomeno di sicurezza in più rispetto a noi. Però nell'hockey e nello sport si onora sempre l'avversario, si Al onora massimo, l'impegno e esatto, quindi esatto. i ragazzi sono venuti intenzionati a fare del loro meglio. Sappiamo che è difficile, ma sicuramente vedremo della gente Una partita intensa, che si una partita impegnerà, intensa, senz'altro. esatto. Ecco, un'altra domanda, no? Questo bilancio di questa prima parte, ormai siamo all'ultima diciamo, della Coppa Italia, 10 gare, come potresti valutare, insomma, questo primo impatto che ha avuto la squadra, molto giovane, costruita un po' Esatto. così, quindi siete abbastanza soddisfatti con... Sì, assolutamente sì. Allora, nella valutazione d'insieme bisogna tener conto di una cosa importante. Questi ragazzi arrivano da uno splendido campionato Under 19 dell'anno scorso, sono sostanzialmente dei debuttanti in A2. Esatto, La società del Berganze ha un ricco vivaio e abbiamo la squadra di A1, quindi dobbiamo esatto. vedere questa A2 per quello che Un'ottica futura. esatto, in nota futura. È un campionato di preparazione per loro, di crescita. Ci auguriamo di avere delle figure che fra un anno o due possano diventare dei giocatori della prima squadra in A1 e quindi da questo punto di vista noi siamo assolutamente soddisfatti perché quello che chiediamo ai ragazzi è l'impegno, la crescita e l'acquisire esperienza. Certamente. Con queste parole lasciamo andare Ugo, lo ringraziamo della Grazie a sua voi, presenza e in bocca al lupo. grazie a voi, grazie mille. Adesso allora il direttore sportivo della squadra di casa, lo che tiene, il signor Cristian Gasparotto. Siamo atto finale diciamo di questa qualificazione, non proprio della Coppa Italia. Partita, se sabato scorso era sentita, questa non ti chiedo neanche come potrebbe essere. Beh, buonasera a tutti intanto. Sì, sicuramente questa partita è molto sentita per noi, è una finale, per noi contano solo i 3 punti, perché essendo avanti un punto del roller, ovviamente noi puntiamo sempre a vincere, però questa sera non ci sono altri risultati No, per noi. anche perché è aperta anche per il Breganze la partita, Assolutamente, quindi assolutamente. veramente uno scontro molto acceso. Certo, poi essendo anche un derby, quindi ancora di più, insomma, ecco. Sì, ecco, benissimo. Puoi sentirti soddisfatto dalle ultime prestazioni del Tiene? Ma direi di sì, perché comunque i ragazzi in settimana si impegnano sempre, danno sempre il 110%, sono ragazzi volenterosi, giovani, stanno migliorando settimana in settimana, quindi posso essere solo soddisfatto e contento di quello che stanno facendo. Ovviamente passare il turno sarebbe un bel risultato Un per bel loro. risultato, un bellissimo risultato, certamente. L'altra volta ti ho chiesto la strategia, questa volta penso che tu non possa dire niente a riguardo. Ma niente, cioè, come tutte le settimane noi guardiamo gli avversari, come fanno tutti d'altronde, guardiamo come giocano loro, come difendono, come attaccano e noi comunque ci alleniamo sulle loro cose e alleniamo anche le nostre cose per cercare di far male, agonisticamente parlando, a loro ovviamente. E su queste parole congediamo Cristian e gli auguriamo un grosso in bocca al lupo. Grazie, viva il A lupo. risentirci, buonasera a tutti.
Lab Hockey Breganze. Presentiamo le formazioni in pista. Veneta Lab Hockey Breganze con numero 23 Giuseppe Tagliapietra, numero 13 Antonio Tagliapietra, numero 15 capitano Andrea Scortegagna, numero 27 Giovanni Tagliapietra, numero 28 Tommaso Battaglin, numero 31 Ettore Barbieri, numero 64 Davide Grazian, numero 67 Tommaso Volpe, numero 88 Cristian Costenaro, numero 19 Giulio Battistin, allenatore il signor Tiella Gabriele. Ed ora la formazione di casa Hockey Tiene 18 Nicola Comin, numero 6 Pietro Luotti, 7 Marco Mandarini, 2 Paolo Stivanello, numero 9 Alberto Rigo, numero 13 Andrea Poli, 16 Filippo Ballardin, 17 capitano Alessandro Conzato, 19 Damiano Dalprà, numero 10 Alberto Dalla Vecchia, mister di casa Nicola Retis, direttori di gara il signor Andrea Davoli di Modena e il signor Alberto Fabris di Tiene. A voi tutti buon spettacolo. Gentili ascoltatrici ed ascoltatori, siamo all'atto finale qui nella pista Ceccato di Tiene. Va in scena infatti gara 10 di qualificazione Coppa Italia Serie 2. Ultima gara in programma per definire quale delle 5 contendenti del Veneto andrà alla Final Four. Intanto le due squadre che saranno in pista questa sera sono attualmente la prima e la terza del girone, e cioè l'Hockey Tiene e Veneta Lab Hockey Breganze. Due squadre che si conoscono bene e che daranno vita ad un sicuro spettacolo in campo. Veniamo adesso ai quintetti di partenza. Vediamo schierati i giocatori che stanno entrando in pista. Intanto possiamo dire che anche nelle interviste iniziali senz'altro i due direttori sportivi sono arrivati carichi, quindi fa ben sperare per l'andamento dell'incontro. Vediamo allora i due quintetti. Partiamo da quello di casa, l'Hockey Tiene, che vediamo già schierato. In porta Nicola Comin col numero 18, poi abbiamo Pietro Luotti col numero 6, col numero 9 vediamo Alberto Rigo, col numero 13 Andrea Poli e col numero 17 il capitano Alessandro Conzato. Vediamo invece che si stanno schierando i giocatori della Veneta Lab Hockey Breganze, già il 27, il 28, il 32 in campo, che adesso andiamo a leggere. Veneta Lab si sta schierando in porta con il numero 25 Giuseppe Tagliapietra, il numero 27 Giovanni Tagliapietra e il numero 28 Tommaso Battaglin. Con il numero 87 abbiamo Tommaso Volpe ed infine con il numero, adesso ci sfugge ma mi sembra col numero 31, eccolo qua, scusate un attimo, col numero 31 Ettore Barbieri. Eccoli qua.
Questi sono il quintetto schierato dal Veneta Lab, che è alla vostra destra dei teleschermi, con una divisa, una maglia rosa. Due azioni subito nel primo minuto di gioco, le squadre si affrontano a tutta velocità, addirittura secondo attacco per il Breganze, che vuol far capire che non lascerà nulla di intentato. Ha risposto subito Andrea Poli con un palo, il portiere però Tagliapietra era ben piazzato. Partita vibrante fin dalle prime note, come abbiamo sentito dai due direttori sportivi, molto contenti del cammino fino adesso fatto dalle entrambe le formazioni. Nulla da recriminare, senz'altro il Breganze è una squadra che è uscita dalla categoria Under 19 e quindi si è posta alla ribalta della Coppa Italia, riscuotendo un parziale posto, un terzo posto, quindi sicuramente ha messo in campo personalità, grinta e determinazione per arrivare a questo risultato. Bomba adesso di Volpe che però viene deviata e quindi nulla da fare. I due direttori di gara in campo, il signor Andrea Davoli, mentre al tavolo di giuria, coadiuvando il direttore di gara, c'è il signor Alberto Fabris. Prime fasi della partita, senz'altro già bella il tentativo di Poli di servire un Luotti che si era presentato da solo davanti a Tagliapietra, chiude bene la difesa del Breganze. Già si va sugli scontri uomo a uomo già fin dai primi istanti di gara. Barbieri adesso che muove palla, dà a Volpe per scendere giù verso la porta difesa da Comin, mantiene il possesso della palla nonostante gira, nulla da fare però Alberto Rigo sparacchia un attimo su in attacco la pallina, forse temeva un avvicinamento di qualche avversario. Vediamo senz'altro la partita del Veneta Lab. Breganze è partito molto deciso, sta mettendo un pochino in difficoltà la difesa del Tiene, che si è chiusa attorno al proprio portiere Comin. Molto più intraprendenti i giocatori del Breganze. Adesso è col numero 31 Ettore Barbieri, che aveva cercato di liberarsi e portarsi davanti a Comin in un'azione, anche se individuale, molto persistita. Ancora il Breganze in attacco con Barbieri, da indietro a Volpe, non trova il varco per il tiro. Alla fine la pallina, anche se deviata, giunge a Comin che la butta fuori. Ancora Barbieri, senz'altro il più motivato in questo avvio di gara. Quando siamo al terzo minuto di gioco, già un tiro di Tagliapietra. Giovanni Tagliapietra para Comin. Difesa, aveva ben detto il direttore sportivo Ugo Barbieri, abbiamo anche la possibilità che il Tiene, in vantaggio proprio in virtù, diciamo, del risultato in classifica, possa aspettarci al varco, ed infatti così è. Adesso Rigo tira una bordata che però si staglia sopra la porta del portiere della Veneta Lab. Ancora Barbieri, non riesce a bucare, palla a Volpe, viene fermato da Poli, contrattacco, un 2 contro 1,
2 contro 1, tiro in velocità di Poli sull'assist di Conzato, nulla da fare, ancora Poli, para, taglia pietra, recupera palla Poli, la mantiene ancora davanti a taglia pietra, altra parata di Giuseppe, incredibile, ha sventato da solo 4 tiri, piazzatissimo in porta, motivato, molto caldo fin dal primo minuto di questo incontro, atteso e senz'altro incontro molto intenso che si sta rappresentando sotto i nostri occhi, gentili ascoltatrici e ascoltatori. Giovanni adesso viene fermato da Poli, ancora con numero 28 Battaglin tenta di bucare dalla parte sinistra di Comin, non ce la fa per un non nulla, riparte il Tiene che fino a questo momento solo in sporadiche occasioni si è presentato anche in maniera continuativa davanti alla porta di Giuseppe Tagliapietra. Adesso azione di Luotti che si staglia sulla porta esterna, però Barbieri ben imboccato da Volpe. Ancora palla per i giocatori della Veneta Lab che effettivamente si stanno da fare e stanno giocando veramente, interpretando nel migliore dei modi questo inizio di gara. Tiro, para Comin. Il tiro di Barbieri che si era ben liberato, anche se il colpo non è stato violento, però la pallina era diretta proprio in porta. Veneta Lab in attacco, Giovanni Tagliapietra passa a Volpe, Barbieri, adesso Battaglin a centrocampo, scende sulla fascia destra della pista, ancora in 2 dietro la porta di Comin, il Tiene arroccato in difesa, chiude bene, recupera palla adesso con Poli, deve però fermarsi e il riposizionamento del Breganze è già in atto. Anzi no, vediamo un cambio, esce il capitano Conzato, evidentemente qualcosa che non va, adesso Giovanni Tagliapietra da solo di fronte al neoentrato Filippo Ballardin che in qualche modo è riuscito a bloccare l'azione di attacco del Breganze. Luotti a Ballardin che scambia con Rigo, cerca di ritrovare i meccanismi il Tiene che fino a questo momento non si sono visti per l'assoluta determinazione dei giocatori del Breganze che stanno interpretando in maniera egregia questo avvio di gara. Passaggio di Rigo al centro, nulla da fare, riconquista palla Giovanni Tagliapietra, cerca di servire il compagno Volpe, non ce la fa, palla ancora in possesso del Breganze, il tentativo però viene sventato dalla difesa, adesso è un 3 contro 2, Poli a Ballardin, peccato si trovava troppo avanti, non riesce la conclusione, palla ancora in attacco del Tiene, Ballardin, tiro un po' fiacco, riesce Tagliapietra a eludere e a buttare, sventare fuori una pallina che si stava avviando alla chetichella verso la porta da lui difesa. Nulla da fare, siamo all'8° minuto di gioco di questo primo tempo, ancora il risultato bloccato sullo 0-0, però fino adesso lo spettacolo è stato vibrante. Ancora il Breganze dall'indietro a Volpe e Barbieri fa lavorare Giovanni Tagliapietra, non riesce la conclusione, si chiude egregiamente la difesa del Tiene, contrattacco di Poli, bomba, esce di molto fuori, ancora il Tiene in attacco, cerca di portare dei pericoli che fino a questo momento non si sono visti
salvo quelle 3-4 parate fatte in ripetizione da Giuseppe Tagliapietra. È buono l'inserimento di Rigo, il tiro però viene sventato dalla spalla del portiere della Veneta Lab, ancora Rigo e ancora Giuseppe Tagliapietra, chiamato a 2 interventi non facili, però fatti in maniera precisa e diciamo definitiva. Allora Battaglini in questo momento viene in avanti, Barbieri continua l'attacco del Breganze, tiro molto forte di Giovanni Tagliapietra. Intanto è mister Tiella del Breganze che chiama il primo time out e vediamo che anche fra le fila del Breganze c'è un primo cambio, esce Volpe ed entra con il numero 88 Cristian Costenaro, primo cambio anche fra le fila del Veneta Lab Hockey Breganze. Mister sembrano assolutamente tranquilli, stanno più che altro trasmettendo tranquillità ai loro giocatori. Diciamo che in questi primi 9 minuti di gioco senz'altro la palla è stata più tenuta dal Breganze, più iniziativa del Breganze, tiene solo in rimessa, in ribattuta occasionale. Pubblico delle grandi occasioni sia da una parte che dall'altra sono venuti a sostenere i propri beniamini e di questo ne siamo felici per il movimento hockeyistico. Non muove palla Battaglini, la recupera il Tiene con tiro al volo di Polino che non riesce. Si era un attimo disattento Battaglini, gli ha rubato palla il Tiene, ha subito innescato un'azione di attacco che per poco non poteva portare danni alla difesa del Breganze. Adesso vediamo Cristian Costenaro, il neo entrato, il gigantesco giocatore del Breganze, Giovanni Tagliapietra, viene in avanti, scarica adesso per Battaglini. Conclusione fra palo e portiere, mantiene la difesa del Tiene che si lancia adesso in avanti con Luotti. Luotti non va al tiro, resiste all'attacco, però il passaggio all'indietro non ben effettuato dà la possibilità al Breganze di ritrovarsi magicamente in attacco. Muove adesso il Breganze, tiro di Barbieri, molto ben costruita l'azione, per fortuna Comin era piazzato al centro porta, ha ribattuto con il corpo senza troppa difficoltà, ma la conclusione era stata ben registrata dai giocatori della Veneta Lab. Adesso è Luotti che muove palla, si porta dietro porta, deve dare all'indietro perché Rigo allora che cerca di liberarsi, non trova lo spazio per il tiro. Tira Ballardin, para Tagliapietra, riparte il Breganze. Battaglini, Giovanni Tagliapietra a Cristian Costenaro. Cristian Costenaro scende sulla destra, mantiene il possesso della palla, scarica su Giovanni e il signor Davoli chiama il primo fallo di squadra dell'incontro, segno che le due formazioni sono pronte solo a giocare. Entra Conzato, va al tiro, Conzato è entrato al posto di Rigo,
andato al tiro ma molto debole, si ferma sulla parte esterna della porta. Buona l'azione del Breganze, non arriva però a Barbieri e quindi deve ripartire un po' da fermo. Cristian Costanaro alza la pallina, tenta un tap-in, non riesce. Ripartenza del Tiene da fondo pista. Altro cambio, esce Luotti, entra col numero 19 Damiano Dalprà. È deciso mister Retis di dare dei cambi perché il ritmo imposto dal Breganze potrebbe rivelarsi fatale soprattutto negli ultimi minuti della partita. Quindi giro panchina e molti cambi. Adesso Barbieri si libera, non riesce però a tirare. Pallina alla fine recuperata dal Tiene che si fionda in avanti con un 3 contro 2. Conzato non riesce a servire Poli, ripartenza del Breganze con Battaglin che dà a Costanaro, tiro, si ferma, ripartenza del Tiene. Poli, Conzato, Poli, interrompe Giuseppe Tagliapietra. Perfetta il tempismo del portiere del Veneta Lab che interrompe l'assist che stava arrivando propizio sulla stecca di Poli. Allora riparte il Tiene, Damiano Dalprà adesso in questo momento, un tiro un po' accompagnato quasi da metà campo, non può impensierire il portiere Giuseppe Tagliapietra. Ancora il Breganze in avanti, l'imbocco per Barbieri non riesce, allora è Poli che si gira, un rasoterra un pochetto striminzito si direbbe, il tiro non impensierisce neanche questo il portiere Tagliapietra. Un po' troppo deboli le conclusioni fatte dalla squadra giallo-blu in questo scorcio di primo tempo. Tiro di Volpe nel tentativo di Barbieri di toccare per andare a segno. Fallo adesso su Dalprà, riparte il Tiene, vediamo, gioco molto arioso, Ballardin che però non trova lo spazio, si chiude la difesa del Breganze. Conzato che tentava di servire Poli che non agguanta la sfera e riconquista palla il Veneta Lab. Allora ancora Battaglin. Il Breganze sicuramente molto più intraprendente. Il Tiene si è posto l'obbligo, l'obiettivo di doppia trottola di Poli che però alla fine non riesce a andare a conclusione. L'iniziativa pregevole. Costanaro, tiro un po' bloccato dalla difesa, riprende palla Dalprà, difesa del Tiene molto attenta dobbiamo dire. Però viene fermato da Barbieri, riparte in avanti il Breganze, tiro di Costanaro un po' troppo voluttuoso, non riesce a perforare la difesa della squadra giallo-blu. Ancora Costanaro, da troppo in avanti a Volpe che si era posto in essere un attacco, girata di Barbieri, la pallina rimane in un primo momento lì a rimbalzare in area, alla fine arriva il capitano Conzato e dà l'inizio dell'azione. Intanto è rientrato Luotti per Poli, Conzato va al tiro, la difesa manda fuori porta, Barbieri chiude molto bene su Ballardin, in bocca Costanaro che tenta di
andare a conclusione, un 3 contro 2, però Ballardin non se la sente di passare la palla, forse aveva visto che la posizione della difesa del Breganze era ben piazzata, quindi Luotti adesso chiuso fra due giocatori, perde palla, ancora il Breganze con Costenaro, riconquista Dal Pra tentava di servire Luotti, non arriva la pallina, siamo ormai a 7 minuti alla fine del primo tempo, il tentativo di tiro di Barbieri non impensierisce Comin, si dà da fare il giocatore, alla fine perde la palla, riconquistata dal Tiene, scarica Conzato su Ballardin, ancora Conzato, va al tiro, fuori lo specchio della porta difesa da Giuseppe Tagliapietra, riconquista palla Conzato, non riesce però a servire in velocità Dal Pra per l'intervento di una stecca del giocatore Rosa del Veneta Lab. Mette fallo adesso il Tiene, quindi siamo 2-1 a 6 minuti e 25 secondi al termine del primo tempo. Esce Barbieri ed entra Giovanni Tagliapietra, non riesce a servirlo Battaglin, deve ripartire in questo momento il Tiene con Luotti che scarica per Ballardin. Parecchio movimento, si chiude la difesa a 2 su un uomo, Giovanni Tagliapietra riconquista palla, Costenaro la conserva, vediamo se riuscirà a impostare l'azione, adesso è Battaglin, non se la sente di sfondare, dà sulla destra a Giovanni Tagliapietra, ancora Costenaro, chiude in ribattuta Conzato. Persiste l'azione in attacco del Breganze, adesso ripiega in fondo per Volpe, chiude molto bene Conzato, in bocca Dal Pra che va a conclusione, tiro centrale, passa fra le gambe di Cristian Costenaro ma centrale, si smorza sul corpo di Giuseppe Tagliapietra, il portiere del Breganze, che però accusa il colpo. Anzi, non accusa il colpo, si era andata sotto la maglietta la pallina, quindi era preoccupato di non farla cadere. Ancora il Breganze in avanti, è molto combattuto, palla per palla, Luotti riesce a servire di nuovo Rigo, come abbiamo detto dà molto giro alla panchina Mr. Raitis. Siamo al 20° del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0, Luotti in avanti, chiuso fra due giocatori, si dà da fare, vediamo alla fine Costenaro riesce a rubargli pallina, interviene Ballardin che va al tiro. Molto velenoso questo tiro di Ballardin, ci mette il casco Giuseppe Tagliapietra e sventa l'azione, sventa la conclusione. Muove palla il Tiene. Adesso è Rigo che serve Ballardin, ancora Rigo, non trattiene, dà per Luotti al centro dell'area, che non raccoglie, bomba di Volpe, tiro sul palo, occasione per il Breganze nella ripartenza. Adesso il Tiene che si distende, senz'altro una partita molto vibrante, azione su azione, ribattuta su ribattuta da entrambe le formazioni, ritmo molto impressionante fino a questo momento, sicuramente una delle due squadre ne risentirà nel secondo tempo. Adesso vediamo è Rigo che viene in avanti, tenta di con un passaggio sotto gamba di impensierire Giuseppe Tagliapietra,
Ora Rigo scarica su Luotti. Luotti viene in avanti, non riesce a fare l'ultimo passaggio, ancora tenta di alzare pallina, va a conclusione, para, taglia pietra, ancora Luotti che mantiene la pallina, serve Cozzato, vediamo se il Tiene riesce a distendersi, non ce la fa, si chiude la difesa del Hockey Breganze. Tiro di Cozzato, la pallina rimbalza lì ma viene presa da Cristian Costenaro. Da a Volpe, intanto cambio, esce Costenaro, ha fatto il suo gioco, anche mister Tiella pensa di dar giro alla propria formazione. Battaglini in questo momento, Volpe per Barbieri, il 31 del Veneta Lab Hockey Breganze, ancora all'indietro per Volpe, in possesso di un tiro poderoso che però conosce molto bene il Tiene, non gli dà spazio, conclusione di Luotti, riesce a sventare Giuseppe Tagliapietra, la conclusione che passa fra palo e rete esterna, deve ripartire il Tiene, ancora un cambio, entra di nuovo Poli, viene in avanti, non gli lascia spazio Giovanni Tagliapietra, allora Rigo da lontano, tiro, parata di Giuseppe Tagliapietra in tuffo, pallina che va a Barbieri, riconquista Cozzato, alla fine serve, conclusione ribattuta da Giuseppe Tagliapietra. Tira Poli, para due volte consecutivamente il portiere del Breganze, dobbiamo dire uno dei migliori in campo fino a questo momento. Insuperabile, sempre ben piazzato, riesce ad interpretare e a capire dove potrebbe arrivare la pallina, si fa trovare sempre pronto. Nulla da dire, ottima la prestazione fino a questo momento del portiere del Breganze. Adesso ancora in avanti per questo ultimo minuto di gioco e ancora Rigo, vediamo se il Tiene riuscirà a concretizzare o se la difesa del Breganze, che si sta chiudendo molto energicamente. Tiro dalla lunga di Rigo, para, Tagliapietra, conserva e con questa palla il Breganze che si scaglia in avanti gli ultimi 30 secondi con Battaglin. Serve alla fine Giovanni Tagliapietra, non trova lo spazio per il tiro. Ancora è il Breganze con Battaglin che chiama lo schema. Volpe da Barbieri, siamo a centrocampo. Ancora Volpe, cerca di liberarsi da Barbieri, tiro molto fuori dallo specchio della porta, ma conserva la palla Giovanni Tagliapietra. Chiude il Tiene, pallina sbucciata da Pietro Luotti e quindi sul risultato di 0-0, un bellissimo primo tempo, vibrante, interpretato nel migliore dei modi e con tanta foga da entrambe le formazioni, si chiude però sullo 0-0 e quindi vi diamo appuntamento a voi tutti fra 10 minuti circa, grazie per l'ascolto.
Riprendiamo il commento di questo vibrante incontro che si sta disputando sulla pista Ceccato di Thiene e che vede la squadra di casa l'Hockey Thiene contrastato egregiamente fino a questo momento dalla Veneta Lab Hockey Breganze. Le due squadre si stanno posizionando. Vediamo attualmente il quintetto di partenza, vede ancora Giuseppe Tagliapietra per il Breganze, Giuseppe Tagliapietra in porta, poi abbiamo Giovanni Tagliapietra, poi abbiamo Battaglin, abbiamo Barbieri e Volpe per il Breganze, mentre il Thiene schiera Comin, il 17 in porta, il 17 Conzato, il capitano del Thiene, poi c'è Poli, il numero 9 Rigo e si gioca la carta Mandarini in questo momento. Mister Retis, allenatore del Thiene, si gioca la carta Mandarini fin dall'inizio della ripresa. Due allenatori, abbiamo già detto, Mister Retis del Thiene, mentre per il Veneta Lab Hockey Breganze abbiamo il signor Gabriele Tiella, arbitro dell'incontro il signor Andrea Davoli. Primo tempo, come abbiamo detto, vibrante, intensissimo, ribattuto colpo su colpo da entrambe le formazioni, che però si è chiuso con un nulla di fatto, uno 0-0 che non sblocca il risultato e non potrebbe favorire né una né l'altra contendente. Adesso il Thiene in avanti, riesce in qualche modo la difesa del Breganze a reagire. Ancora palla in attacco del Thiene, Poli che serve Mandarini, non riesce a tirare come da par suo Marco Mandarini per l'intervento di Giovanni Tagliapietra che gli ha contrastato fino all'ultimo momento il tiro. Altra bomba di Rigo deviata da una stecca della difesa del Veneta Lab Breganze che riparte in questo momento con Barbieri. Abbiamo già detto un primo tempo molto vibrante da parte delle due formazioni, vede una ripresa un attimino più lenta, forse staranno rifiattando, conclusione di Battaglin, si chiude la difesa del Thiene, Mandarini viene in avanti, tenta di servire Poli, riesce però a riconquistare palla. Attenzione Barbieri che scivola, conclusione di Battaglin, si era un attimo perso fra i pali Comin, però ha riagguantato la posizione e viene in avanti, adesso si è di nuovo accesa, è Conzato che va al tiro, risponde Giuseppe Tagliapietra. Ancora il Thiene in possesso palla. Vediamo Rigo cerca di liberarsi, passaggio che però non trova nessun compagno. Era una buona occasione al centro della pista, dell'area di Giuseppe Tagliapietra. Tira adesso Giovanni, alza un pochino la palla, va al tiro, devia Comin, riparte il Thiene con Mandarini va al tiro, para Tagliapietra, non si fa spostare di posizione dalle finte del forte giocatore del Thiene, neoentrato in questa ripresa. Quando siamo al terzo minuto di gioco della ripresa, risultato come abbiamo detto fermo sullo 0-0, insiste Battaglin, va a servire Barbieri che via al tiro, un tiro fortissimo, molto centrale, lo vede arrivare per fortuna Comin e quindi risponde molto bene deviando. Allora Poli non riesce nella sua incursione, è Barbieri che gli ruba palla. Sembrava in un primo momento e anche dalle parole del direttore sportivo del Breganze che i giocatori del Veneta Lab fossero in un certo qual modo in cerca delle proprie caratteristiche, delle proprie personalità. Le vedo in campo ben messi
che combattono e si fanno rispettare nel migliore dei modi. Ancora in attacco Battaglin che muove per Giovanni Tagliapietra, bloccato dietro la porta, la posizione pericolosa, tiro che si staglia sul palo, altra conclusione ribattuta da Comin. Insiste adesso il Breganze, il momento è molto buono, sono andati a conclusione per 2 volte senza incontrare difficoltà. Ancora Barbieri cerca di servire Giovanni Tagliapietra. Senz'altro una prestazione di spessore fino a questo momento da parte dei giocatori del Breganze. Tagliapietra per Battaglin, si gira bene, dà la palla a Barbieri, tenta di servire all'interno dell'area, riconquista palla alla fine Volpe, attenzione, un 2 contro 1 molto pericoloso, e ancora Volpe che va a conclusione, chiude Comin, questa volta una parata egregia ed è un 3 contro 2, tiro di... non abbiamo ben visto, una conclusione forse di Poli che si chiude sul portiere Giuseppe Tagliapietra che para. Comunque la pallina viene decretata a 2 dal signor Davoli e mantiene il possesso il Breganze con Battaglin che serve Barbieri. Volpe in questo momento, ora 2 giocatori dietro la porta, gli altri 2 al tiro da molto lontano, molto pericolosi questi tiri che rimbalzano davanti al portiere Comin che comunque para col guantone. Adesso è il tiene Mandarini non riesce a superare Battaglin, alza la palla Volpe, para Comin. Alla prima occasione sempre la formazione riesce a trovare la possibilità di andare al tiro, non si fanno scappare queste occasioni né l'una né l'altra squadra. Adesso è Battaglin che si era ben liberato, va alla fine, riconquista palla a riga, tu per tu con Volpe, non riesce a andare al tiro, chiude bene il forte difensore del Breganze. Ancora Rigo in azione, Mandarini fermato da Giovanni Tagliapietra, Volpe va al tiro fuori dallo specchio della porta. Time out chiamato da Mr. Retis del Hockey Tiene. Intanto 2 cambi per il Tiene, entra col numero 6 Luotti e col numero 16 Ballardin. Riparte la squadra di casa, tocco di Rigo per Conzato, siamo al 6° minuto della ripresa, muove palla al Tiene, Conzato, Ballardin in questo momento, Luotti fa muovere palla, gioco molto arioso in velocità per tentare di trovare uno spiraglio, Ballardin che però commette fallo nel mantenimento della pallina, palla al Breganze, è Battaglin che viene in avanti,
dà per Giovanni Tagliapietra, ancora Battaglin, conquista palla Luotti che va da solo verso Volpe, però il ripiegamento di Giovanni Tagliapietra riesce a sventare, tiro di Ballardin sulla pallina che gli era rimbalzata, si va a stagliare sulla asta del portiere Tagliapietra, occasionissima questa volta per il Tiene che però nulla di fatto, si sta accendendo l'incontro, altra bomba di Rigo, la pallina palo esterno e fuori, viene scagliata da Giuseppe Tagliapietra che ha avuto un attimo un colpo un po' stizzito, diciamo, forse voleva richiamare la difesa, gli stanno arrivando troppi tiri in porta. Allora Rigo, anche se dobbiamo dire che la difesa del Breganze fino a questo momento si è comportata in maniera impeccabile, cercando di bloccare tutte le possibili conclusioni. Battaglin in questo momento, Battaglin contrastato da Ballardin che adesso contrasta Volpe, Ballardin e Volpe, alla fine Davoli, il signor Davoli dà la palla al Breganze in attacco. Muove palla per Barbieri. Giovanni Tagliapietra va al tiro, para Comin, ben piazzato sul palo, quindi nulla di fatto. Ancora il Breganze, in avanti altri 45 secondi di possesso palla, Barbieri, insiste il Breganze nell'azione, Giovanni Tagliapietra cerca di imboccare Barbieri, non ce la fa, subito contrattacco del Tiene per Luotti che va al tiro, parla Tagliapietra, ancora lì la pallina rimane in possesso del Tiene con Conzato, scontro però fra i due giocatori, da fallo di squadra al Tiene, partita molto corretta, il conteggio di falli di squadra è 3-2 per il Tiene. Tanto esce Giovanni Tagliapietra ed entra Cristian Costenaro, ripartenza del Tiene, Rigo, Conzato che non ce la fa a trattenere la palla, capovolgimento di fronte, tiro di Volpe, para Comin, pallina persa, tiro di Luotti, parata di Tagliapietra, azioni in ripetizione, altra bomba di Volpe, tiro molto fuori, ripartenza del Tiene e Luotti. Adesso la partita è tutto un susseguirsi di attacchi e contrattacchi. Ancora Ballardin che va a conclusione, para Tagliapietra, ancora Ballardin, si chiude la difesa del Breganze, Rigo in avanti, non riesce a trovare il passaggio giusto. Allora Battaglin del Breganze, serve Barbieri, non riesce a tirare, deve scaricare all'indietro. Occasioni a ripetizione, però dobbiamo dire che i portieri fino a questo momento stanno disputando entrambi una partita eccezionale, non si fanno superare, si sono sempre fatti trovare pronti, più che pronti, prontissimi in ogni tiro del proprio avversario e non hanno ancora capitolato. Prestazione egregia dei due portieri, nulla da eccepire. Adesso il Breganze viene in avanti con Volpe, serve Barbieri, Battaglin alza la palla, tiro non troppo indirizzato, quindi palla al Tiene. Viene in avanti con Rigo non trova lo spazio per tirare, deve ripiegare e l'azione del Tiene riparte dal metacampo, è Conzato, difesa del Breganze molto chiusa, è Barbieri che alla fine stende Conzato, però conquista la pallina, arbitro Davoli fa giocare, quindi nulla di irregolare. Volpe
Volpe contrastato da Rigo, scarica all'indietro per Battaglin. Battaglin cerca di liberarsi, ma è il Breganze questa volta che commette fallo. E nel frattempo il portiere del Breganze, Tagliapietra, deve riassettare il casco. Esce intanto Ballardin, entra Dalprà fra le fila del Hockey Tiene. Siamo all'11° minuto della ripresa, risultato ancora fermo 0-0. E Luotti adesso che muove palla, Luotti Dalprà, Rigo che però viene bloccato da Barbieri, adesso azione a 2 che però non si concretizza fra Costenaro e Barbieri, anzi Costenaro in attacco nel tentativo di andare a rete commette fallo. Palla tiene in difesa, 12° minuto della ripresa, risultato fermo 0-0. Ancora Dalprà che muove palla, si ferma dall'indietro. Luotti, diciamo che la difesa del Breganze si chiude molto bene, difficile entrare in area, difficile trovare anche il varco per un passaggio. Adesso è Dalprà che tenta l'azione, Gonzato, Rigo va al tiro, para Tagliapietra, diciamo nulla di fatto. Ancora Dalprà, serve Rigo tu per tu, tenta di servire Luotti che però non è venuto avanti, è rimasto un attimo sulle retrovie, pensava probabilmente ad una ribattuta, occasione molto sfumata da parte del Tiene. Dalprà aveva servito Rigo che aveva passato a Luotti, ancora Costenaro e Dalprà che litigano al centrocampo, alla fine sfuma anche l'azione del Breganze, riconquista palla il Tiene con Dalprà, Rigo, tiro fuori. Allora è il Breganze con Costenaro che viene in avanti, Costenaro non ce la fa, perde il tempo per servire il compagno, conquista la palla il Tiene, questa palla tiene però Costenaro ha toccato Gonzato, quindi nulla da fare. Cambio ancora nell'Hockey Tiene, esce Rigo, entra Poli. Palla in difesa al Tiene, Dalprà che serve Luotti gira sulla metà campo, muove adesso la pallina il Tiene, non riesce ad andare al tiro, difesa del Breganze come abbiamo detto ben piazzata, tiro alto di Gonzato, aveva trovato un varco ma la conclusione è un po' troppo elevata, non va a mettere in difficoltà Tagliapietra. Adesso è Battaglin contrastato da Dalprà che non gli dà spazio, allora Barbieri per Volpe non riesce, e Luotti però di esperienza riesce con un pattino a bloccare il tiro, conclusione di Costenaro dalla metà campo, fuori di poco, azione in attacco adesso del Tiene con Luotti, passaggio, ripiglia palla in un primo momento Dalprà, alla fine va alla difesa del Breganze. Diciamo che le azioni del Tiene sono, anche se sporadiche,
pericolose in attacco, però manca ancora quell'ultimo passo per la conclusione definitiva, il tiro che può mettere fuori gioco il portiere. Attualmente non si è ancora trovata questa occasione. Tiro di Costenaro, riesce Conzato a difendere, passaggio di Costenaro per Barbieri, ancora azione, Luotti Poli non trova il varco, Dal Pra dà a Luotti si libera di un avversario, 2 va a tiro, para, taglia pietra. Questa volta niente da dire, piazzatissimo il portiere, una partita eccezionale. Perde palla Volpe, riconquista palla Conzato, il capitano del Tiene che va in attacco, nulla da fare, non trova il varco. 8 minuti e 40 al termine della partita, tiro di Dal Pra, para, taglia pietra, conquista palla Poli, è lui che si incarica di andare in avanti, giro dietro, nulla da fare, non fischia il signor Davoli. Azione, tiro di Volpe, parata nel doppio passaggio all'indietro, non sono piazzati bene i giocatori. Allora Costenaro, tiro sbucciato, raso terra, non va a impensierire Comin, mantiene la palla Luotti che viene in avanti. Tiro un po' deviato dal difensore Barbieri, va a colpire un giocatore in panchina. Attenzione. Vediamo che Luotti va al tiro, colpisce un giocatore nella panchina, forse è stato un pochino deviato, certo voleva tirar su, gli è partito un tiro a altezza più alto del normale, chiaramente senza ecco, abbiamo la possibilità di rivedere l'azione, gira dietro la porta il numero 6 del Tiene, va al tiro alto, forse viene un pochino deviato, sta di fatto che va a schiantarsi al di fuori della pista colpendo un giocatore in panchina del Veneta Lab. Vediamo gli addetti sanitari che lo stanno guardando, non mi sembra che siano particolarmente impensieriti i sanitari, però intanto riprende il gioco, palla al Breganze, 8 minuti esatti al termine della partita. E ancora Battaglin con Barbieri. Adesso il Tiene che serve Mandarini, tocco preciso, ma taglia pietra, non si fa superare, alza il gomito e devia
la possibilità di Mandarini a tu per tu con il portiere, imbeccato in maniera verticale da Dalpra, ancora tiene, tocco di Dalpra, chiude Costenaro, si porta in attacco, adesso in questo momento va a tirare, non riesce però a mantenere palla e Mandarini in attacco, serve Poli, asta sul tiro preciso, servito Poli da Mandarini, il tiro va in asta, attenzione, Volpe che serve Barbieri, tiro fuori, non trova lo specchio della porta, si incendiano le tribune, ancora Barbieri, chiude e tiene con Poli che da solo non riesce a tirare, però spara all'indietro Dalpra per Mandarini, 6 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro, si sta incendiando la partita, Luotti serve, Mandarini sventa la difesa del Breganze, adesso è Costenaro che però non riesce a servire Battaglini, altro in superiorità numerica, nulla da fare, ancora un 2 contro 1, questa volta Volpe che serve, Battaglini si distende Comin, altro contrattacco, para, taglia pietra, spedisce su pallina, dà il fallo di squadra Davoli e richiama anche il giocatore Battaglini perché aveva un attimo replicato sulla sua decisione. Fasi incandescenti di gioco a 5 minuti e 57 secondi al termine dell'incontro. Si è un attimino spazientito Davoli, fino a questo momento ha diretto egregiamente. Altra conclusione di Dalpra da distanza lontanissima. Fallo di squadra, siamo 5-5 nel conteggio dei falli quando mancano 5 minuti e 40 secondi al termine della partita. Ancora il Breganze in avanti, questa partita stregata, bloccata sullo 0-0. Ancora il Breganze, Barbieri serve Battaglin, un risultato come abbiamo detto quello del pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni, sta di fatto che nessuna delle due formazioni riesce rete di Battaglin, passaggio di Volpe dal lato destro, rete di Battaglin. Avevamo appena detto che la partita non si stava sbloccando, rete di Battaglini, in parte diciamo fortunosa, viene giù Volpe, taglio di Battaglini, tocco che alla fine rimbalza davanti a Comin e va dentro il tiro, allora Conzato a tu per tu con tagliapietra, nulla da fare, adesso saranno 5 minuti di fuoco per cambiare il risultato che non sta bene alla squadra di casa, lo che tiene con Luotti, chiude il Breganze, ancora Luotti in avanti, contrastato dai vari giocatori, perde palla Mandarini, viene Costenaro, 2 contro 1, Costenaro ancora per Barbieri, non riesce, era andato un po' troppo in avanti, ancora Costenaro, tiro, asta, incredibile occasione, allora piglia la palla Poli che va in avanti, tiro di Conzato, conclusione in ribattuta di Poli, nulla da fare, non entra la palla, porta stregata quella del Venetalab Breganze e allora è Luotti che cerca di richiamare l'attenzione di Conzato, va al tiro, para tagliapietra, capovolgimento di fronte è Volpe che da solo cerca di liberarsi ma non riesce a superare il Luotti. Poli ancora, fallo di squadra del Breganze al limite dell'area, fallo per il Tiene, però
non aveva fischiato Davoli, quindi bisogna ripetere il tiro. È Conzato sulla palla a Ballardin. Ballardin non riesce a concludere. Va al tiro, para Tagliapietra. Para Tagliapietra, insuperabile in questa giornata, insuperabile il portiere del Breganze. Allora Battaglin tiene la palla a Barbieri. E allora è Conzato che viene in avanti, 3 minuti e 20 secondi per le speranze del Tiene. Tiro di Ballardin, fuori, nulla di fatto. È Costenaro, contrastato da Luotti. Alla fine è il Tiene che conserva la palla. Poli caparbiamente aiutato da Conzato, mantiene la palla, non riesce, altro 2 contro 1. Battaglin e Barbieri che va al tiro, para Comin, ribaltamento di fronte e Ballardin che a tu per tu col portiere e adesso palla arriva a molta confusione in area e rete, segna Poli sul passaggio di Luotti. Segna Poli sul passaggio di Luotti, un tocco micidiale dalla stecca su una fase molto confusionaria. La pallina era rimasto lì, alla fine passaggio di Luotti, tocca Poli, rete, pareggio 1-1, siamo a 2 minuti e 30 secondi al termine dell'incontro. Quindi assisteremo adesso al time out chiamato dal Tiene. Mister Etis deve spremere i propri giocatori, tirar fuori tutto quello che è possibile. Come abbiamo detto, sia il risultato di 0-0 sia quello di 1-1 non può servire a nessuna delle due formazioni. Quindi dobbiamo vedere gli ultimi 2 minuti e 30 secondi. Tiro di Volpe dalla distanza siderale. Comin ribatte, palla ancora al Breganze, altra palla di Battaglin. Giovanni Tagliapietra che si libera, va al tiro, rete di Giovanni Tagliapietra, azione individuale, prende la pallina dalla balaustra, supera, lascia a terra il proprio difensore, si libera e insacca sulla sinistra Comin, tiro micidiale, 2 minuti e 13 secondi, ancora un vantaggio per il Breganze. Adesso è il Tiene che armeggia con Ballardin Filippo, il tiro non riesce ad andare avanti, ancora non ferma la palla, e Battaglin da solo che va al tiro, para Comin, 1,50. 1,50 risultato, 2-1 per il Breganze. Fallo di squadra dato a Luotti. Chiamano la distanza i giocatori del Breganze. Ancora Giovanni Tagliapietra, serve Barbieri, viene ancora in avanti Tagliapietra, Giovanni tenta di mantenere più che può il possesso della palla il Breganze, e Ballardin in questo momento che viene in avanti, azione di Battaglin che lo richiama, viene bloccato, azione troppo insistita nel contrastare l'avversario,
il signor Davoli lo chiama, lo riprende anzi, e vediamo, gli commina il blu, occasione, tiro diretto da parte per il Tiene, 1 minuto e 27 secondi al termine dell'incontro. Tiro diretto, si incarica dell'esecuzione Dalprà contro Giuseppe Tagliapietra. Vediamo il risultato di questo tiro. Nulla da fare, sventa ancora una volta Giuseppe Tagliapietra. Adesso power play per il Tiene, tiro di Ballardin, 1,16, rete, trafigge il portiere, le tribune esplodono di gioia, ricordiamo 1 minuto e 16 al termine dell'incontro, risultato di parità, 2-2, time out chiamato dal Breganze. Allora, nelle fasi, dopo aver tirato il tiro diretto e dopo che il portiere Tagliapietra aveva ribattuto il tiro, nelle fasi di power play Ballardin insacca, trafigge Giuseppe Tagliapietra e porta nuovamente in parità la squadra del Tiene. Ripetiamo, non serve a nessuna delle due formazioni il pareggio, sta di fatto che a 1,16 dal termine della gara siamo ancora in perfetta parità. 2-2 qui nella pista Ceccato di Tiene. Di casa si fa sentire, stanno incitando i propri beniamini, palla al Breganze che però la perde, riconquista palla, il Tiene, Dalprà che va al tiro, conclusione di poco a lato, ancora in possesso palla il Tiene. Dalprà che dà a Luotti, tiro di Luotti, para Tagliapietra. Siamo sotto il minuto, 49 secondi e il signor Davoli manda in fuori campo, fuori pista sia Ballardin che Giovanni Tagliapietra, quindi nulla di fatto, 2 blu. Entrambe le formazioni potranno inserire un giocatore in cambio, quindi nulla di fatto, entrambe rimangono a 4 esterni. 49 secondi al termine dell'incontro. Muove palla il Breganze con Volpe, la sparacchia su. Riprende palla Conzato che serve Dalprà, cambio, esce il portiere del Tiene, 5 giocatori contro 4 e Dalprà che va al tiro, gli ferma la palla e la difesa del Breganze, attenzione ancora però il Tiene con Conzato, 28 secondi al termine, tiro di Dalprà, la pallina si staglia fuori, fallo del Tiene, è Costenaro che ha la palla, la prende Dalprà, 14 secondi alla fine da Luotti, nulla da fare, ancora in possesso palla il Tiene, tiro di Luotti, deviazione della difesa, palla che viene conquistata da Barbieri che sparacchia su, nulla da fare, termina l'incontro. Termina in questo momento l'incontro in perfetta parità, 2-2 fra Hockey Tiene e Hockey Breganze.
una partita entusiasmante, potremmo dire, giocata a ritmi inferociti fin dal primo minuto, che si è sbloccata solo nei 3 minuti finali, dove abbiamo assistito a 4 reti da parte di entrambe le due formazioni, 2 reti a testa fra Breganze e Thiene. Questa sera non era una sfida che poteva terminare con un vincitore, è stato pareggio fin dall'inizio e quindi gentili ascoltatori, vi auguriamo su questo scambio di mano fra tutti i giocatori in pista, vi auguriamo una buona serata, un buon fine settimana, arrivederci al prossimo incontro qui sulla pista Ceccato, quando inizierà il campionato italiano di Serie A2. Gentili ascoltatori, a risentirci, buonasera e un arrivederci a tutti.